Comincia Claudio Bertolutti. Allora, qui introduciamo il tema per noi importantissimo della legittima difesa. Claudio viene dal Friuli, è qui da ieri sera Claudio, mi ha mandato la foto del complesso di di ieri sera alle 10, giusto? Va bene, il microfono è tuo. Buondì a tutti, us porti salus dal Friul e i miei augurs di buon congresso de bande di Patrie Furlane, un movimento autonomista e federalista che ha a cura il territorio di queste piccole ma grandi regioni. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti dal Friuli, faccio la traduzione, Roberto, così è chiaro a tutti. Il friulano è una lingua, non è un dialetto, quindi finalmente è stata riconosciuta come si deve. Vi porto i saluti dal Friuli e i migliori auguri di buon congresso da parte di Patrie Furlane, un movimento autonomista e friulanista che ha a cuore appunto la nostra terra, la nostra lingua, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Vi porto anche i saluti di Sirocco Fabio, responsabile regionale del Pordenonese, Sain Roberto, responsabile dell'area triestina e Bonelli Claudio, il referente del Friuli orientale. Io oggi vi voglio parlare di un argomento verso cui nutro una spiccata sensibilità, che è appunto la sicurezza che passa attraverso la legittima difesa, ma non solo. In Friuli e non solo, purtroppo, assistiamo quotidianamente a dei fatti inaccettabili che ormai passano per quotidianità, per cose quasi ordinarie. Leggiamo i giornali di tentati furti con scasso. Sono eventi che sconvolgono le vite familiari. Ve lo garantisco, io l'ho provato personalmente e credo che tutti quelli che hanno vissuto questa bruttissima esperienza possano capire di cosa si stia parlando. Viene completamente lesa l'intimità familiare. E parliamo di quelli denunciati, ovviamente, perché ce ne sono altrettanti sconosciuti alle forze dell'ordine, perché chi li subisce ha perso anche la fiducia nell'essere tutelato e quindi non passa neanche dal comando dei carabinieri locale o non denuncia la cosa alla polizia e quant'altro. E quindi, fatta l'analisi del problema, bisognerebbe capire come risolverla. Allora, io credo che sia arrivato il momento di invertire la scala dei valori. Io credo che la proprietà privata è una cosa sacra, inviolabile, che vada tutelata a qualsiasi costo. A qualsiasi costo. La tolleranza deve essere zero e le forze dell'ordine devono essere messe nelle condizioni di operare come Dio comanda. La divisa deve avere nuovamente un valore di rispetto, altrimenti va tutto, in Friuli si dice in vacca. Non so se anche qua si usa questo termine, ma oggi quello che manca è sostanzialmente il deterrente, secondo me. Cioè, uno deve sapere che quando entra in maniera malintenzionata in casa d'altri, rischia. E il rischio della sua incolumità personale e delle pene detentive deve essere certo e sicuramente nettamente superiore al suo tornaconto economico. In poche parole, come passi il limite della mia proprietà privata, intesa la mia abitazione, sei soggetto a tiro libero. Questo deve essere il concetto che deve passare.
Mi spiego meglio. Se una persona, un ladro, un delinquente, perché di questo stiamo parlando, varca la mia casa, la mia proprietà, qualunque reazione io abbia, di fronte, sopra, sotto, in parte, di lato, alla schiena, mentre scappa, io devo uscire impunito. Questo è un altro concetto che va rimarcato. Non si indaga su chi colpisce, ma si indaga su chi entra in casa senza autorizzazione. Va sancito il diritto all'autodifesa. Esistono degli esempi in diversi paesi, in America soprattutto. Le pene associate ai reati contro la persona e dal patrimonio personale non devono avere né sconti né pene. Ogni forma di resistenza alle forze dell'ordine giustifica l'uso della forza da parte di queste ultime. Altra cosa, secondo me, il sistema carcerario deve essere punitivo. Basta solfeggi con la rieducazione. La cosa deve essere chiara, si discute la legge, fatta la legge, se uno trasgredisce viene punito e paga fino in fondo. Siamo per la certezza della pena, mi sembra che questo deve essere chiaro, e la tutela assoluta delle forze dell'ordine anche dal punto di vista economico. Leggevo ultimamente che si è parlato in quel di Roma anche proprio all'interno del decreto sicurezza dell'occupazione delle case, dello sfratto, eccetera, eccetera. E alla luce di quanto discusso, mi pare di aver capito che lo sgombero per occupazione indebita di abitazione vale solo se prima casa. Ecco, questa è un'altra cosa, secondo me, inconcepibile. Non possiamo continuare col buonismo, non possiamo continuare con la tolleranza e anche dobbiamo smetterla con la falsa integrazione. Non ne abbiamo bisogno e probabilmente non siamo neanche capaci di sostenerla, al contrario di qualcuno che ci guadagna parecchi soldini sopra. Sentivo parlare prima, la Simona aveva fatto un passaggio sulla solidarietà. Ecco, secondo me la solidarietà e l'accoglienza sono altre cose. Personalmente penso che la solidarietà sia un dovere dell'individuo e non un compito dello Stato. Ed è bene che tutti si sentano responsabili di questo. Suggerisco di portare avanti una proposta di legge, come è stato accennato anche stamattina, a tutela dell'incolumità personale e a tutela della proprietà privata. E probabilmente in quel di Roma nessuno ci ascolterà, ma a questo punto è bene che chiediamo l'aiuto alla gente e iniziamo a raccogliere un po' di firme. Il tema è caldissimo e se oltre ai furti ci aggiungiamo le aggressioni, le risse, gli accoltellamenti, gli stupri, la droga, pochi ormai parlano di droga, ma credo che molte volte un esame tossicologico massivo avrebbe un suo perché. E di sicuro su questi argomenti penetriamo nella sensibilità delle persone. So che ho fatto dei passaggi marcati, ma credo che in momenti storici come questi, in cui la sensibilità delle persone è elevata su certi argomenti, e questo in particolare, vada ascoltata. Mi sono confrontato più di qualche volta con Cristiano, che interverrà dopo di me, e lui è molto più afferrato di me su temi giuridici, e quando leggo o sento parlare di condotta aggressiva, pericolo attuale, offesa ingiusta, condotta difensiva, difesa proporzionata all'offesa, tutto vero,
Questo è previsto dalla Costituzione. Io credo che la nostra proposta, pur trovando degli ostacoli importanti a livello costituzionale, debba avere una piega prettamente politica. Noi dobbiamo essere capaci di risvegliare le coscienze della gente e far capire che le cose che stanno succedendo e che stiamo vivendo sono molto gravi. Non possiamo fermarci, dobbiamo andare avanti. E io di questo, e chiudo, ringrazio Roberto Castelli, che credo sia, insieme, forse le contiamo sul palmo di una mano, una delle pochissime persone che ha esperienza, memoria storica, capacità. Quindi lo ringrazio per aver dato la possibilità e l'opportunità a noi di ritrovarci, di riunirci, ma soprattutto di dare una speranza alle nostre genti, alle nostre famiglie e anche alle future generazioni. Quindi Roberto, io ti ringrazio e rientrerò nel mio amato Friuli arricchito e sicuramente contento. E di questo ti ringrazio nuovamente, come ringrazio la Francesca e tutti quelli che si sono impegnati nell'organizzare questa giornata. Mandi! Ci avviciniamo verso la fine, ultime 3 relazioni, poi chiude il segretario federale, ancora un po' di